A 3 mesi di avvio dal pattugliamento dei privati a Sant'Abbona, in aumento con i pattuglioni dei Ranger, anche una maggiore proposta per la sicurezza. Tipo il ritiro della pensione imposta, oppure il ritiro di un gioiello, oppure ogni qualvolta ci si voglia sentire più sicuri si può prenotare la presenza di una guardia che ti accompagni da casa al luogo dove devi andare e viceversa. La proposta di sicurezza è allargata nell'incontro di domani sera. Sant'Abbona chiama San Pelaio e il rione Botteniga, al punto che dopo 3 mesi di pattuglioni privati anche in quest'ultimo quartiere i residenti non si sentono al sicuro e contro la criminalità, come a Sant'Abbona, decidono di autotassarsi per ingaggiare i vigilanti. La quota di partecipazione ad ogni aderente è di 3 euro più IVA, quindi dal 1° di giugno fino a metà di febbraio la quota è di 31 euro. Meglio i vigilanti di quartiere, dicono i residenti. Io ho un cognato che ha avuto 4 furti in una casa, è una cosa vergognosa, insomma non si può più vivere. Questa iniziativa ci è sembrata la cosa più sensata che ci potesse fare, anche perché restavamo nella legalità. La gente non andava in giro per strada a rischiare qualcosa. La maggioranza degli abitanti di San Pelaio purtroppo sono in età, comprensivi molte vedove e quindi tutta gente che ha bisogno di essere protetta in qualche maniera. Con i cittadini che a proprie spese organizzano pattuglioni privati rispetto a quelli dello Stato e ci si interroga sul fallimento della sicurezza gestita dal governo centrale. E dobbiamo rivoltare il tema, cioè dobbiamo arrivare alla sicurezza partecipata che abbia delle regole ed è proprio il tema sul quale ci stiamo muovendo con il patto per la sicurezza con la prefettura.